ora in onda Potere al Popolo. Stavo pensando che siete ancora in tanti tutti quanti in vacanza. Bravi, restateci in vacanza, che qui a Milano è una pacchia, non ci sono code. Dura minga, lo so, Sammy Varin, non parlare. Questa settimana e poi tutto tornerà abbastanza normale. Però facciamo ciao agli amici che invece stanno partendo, tra cui il nostro regista Andrea. Ma dove vai? Ma per favore, ci abbandona così. Sono i più furbi però questi, costa un po' meno, c'è meno casino e si va in vacanza più tranquilli, senza uno sopra l'altro. È vero. Buone vacanze, buon riposo per chi si può permettere di staccare qualche giorno, per chi se lo è permesso e ha già dimenticato ormai la vacanza. Noi siamo sempre qua. Il bello di una radio che si chiama Radio Libertà e che non vi molla mai. Siamo davvero liberi di commentare anche quest'oggi le notizie del giorno. Come si fa? Ma è facile, basta chiamare il nostro centralino, lo 0292947222 e dire: "Wey, voglio andare in diretta con Sammy Varin", e il regista Andrea ti manda in diretta al volo, senza chiederti il numero di telefono, di cosa vuoi parlare, chi sei, come ti chiami. No, noi queste cose non le facciamo. Se vi vergognate a parlare con Sammy Varin, un pochino vi capisco, potete inviarmi comunque un messaggio WhatsApp al 340 6709 659 e facciamo ciao anche agli amici che ci hanno scoperto in televisione, perché siamo in tutta Italia sul canale 252 del televisore, anche in video se il vostro TV è smart TV collegato ad internet, ed è una figata perché vedete il faccione di Sammy Varinone con questa splendida t-shirt con su il mostro, il teschio, e cerco di far paura ai bambini. Cosa ci vuoi fare? Ma niente, non si spaventano mica. Chiaro che ci potete anche seguire in tutta Italia nella banda DAB della vostra radio, specie in auto, se siete in giro per lavoro o appunto per vacanza. Controllate che oltre alla banda FM c'è anche la banda DAB, e Radio Libertà nella banda DAB si ascolta in tutta Italia. Cercate, siamo in ordine alfabetico, Radio Libertà, appariamo e non vi lasciamo mai. Ciao naturalmente anche a chi ci segue sul sito radiolibertà.net, anche quello in video, e sui social, su Facebook e su YouTube. Se non dico parolacce dovrei esserci anche quest'oggi. Siete pronti ad aprire le ostilità? Sì, lo facciamo con la canzone indipendente. Ogni mezz'ora ne trasmetto una di un artista assolutamente sconosciuto e oggi apriamo con il DJ Serge Reba.
Pompa, 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 pompa Serge Reba, così dovete cercare sugli store digitali o su YouTube per trovare questo DJ che ogni mese si inventa qualcosa di nuovo. Questa è Dubstep Gang di Serge Reba, ringraziando naturalmente tutti voi che mi segnalate molto spesso artisti assolutamente sconosciuti, ma che se meritano io li trasmetto in questo programma. 13:11, buon pomeriggio, buongiorno e buona alba anche a chi ci ascolta in replica. Sammy Varin, Potere al Popolo, apre quindi le vostre telefonate allo 0292947222 commentando le notizie del giorno. Tra poco sapremo anche che cosa bolle in pentola sul sito di Radio Libertà, ma intanto il primo che salutiamo è il grandissimo Vittorio Feltri, è ospite su queste frequenze ogni settimana con il Bamba della settimana, adesso è in ferie ma tornerà prestissimo, ma anche dalle ferie sempre cattivello, ma soprattutto deve averci sentito prima, parlavamo della cittadinanza farlocca che va di moda nelle città impadronitesi di un buonismo pazzesco, sono quelle governate dalla sinistra, dal PD. Iniziano anche a Brescia a regalare la cittadinanza fasulla a questi poveri ragazzini di 14 anni che pensano di avere in mano il certificato di italiani e invece non è vero niente. E Feltri ci va giù pesante, ricordando a tutti quelli che arrivano clandestinamente nel nostro paese che per noi sono proprio quelli clandestini. Scrive Feltri: continuerò a usare la parola clandestino. Non esiste alcuna norma che autorizzi i cittadini di altri paesi a mettersi in mare per trasferirsi in Italia addirittura senza documenti. Di contro, semmai, esiste il reato di clandestinità. Zitto Feltri, che hanno cercato tante volte di cancellarlo, ti ricordi? Cioè il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Ed esistono altresì i clandestini, che dalle nostre parti sono parecchi. Adesso è il politicamente corretto a determinare una distinzione manichea tra ciò che è ammesso proferire e ciò che è severamente vietato pronunciare, pena lo stigma a vita di intollerante. E sapete bene che anche all'interno di questi club che si chiama Ordine dei giornalisti, sì, se scrivi non devi scrivere, volevi scrivere non puoi scrivere. Il clandestino non va assolutamente nominato, così come si dice ormai da anni che questa povera gente viene salvata dai barconi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tant'è, vedremo come finirà questa storia e terremo calda la situazione, perché abbiamo sentito gli amici, e li chiamo amici ancora, di Forza Italia, vorrebbero introdurre il fatto che dopo pochi anni di studio, certo, il ragazzino diventa italiano. Magia! Dopo pochi anni la scuola media è finita, sei già italiano. Non siamo molto dell'idea, però certamente aspettiamo anche il vostro pensiero. Intanto vedi qua, lo scrive oggi il Corriere, a Brescia la cittadinanza simbolica per tutti i quattordicenni alla fine delle medie. I consiglieri di maggioranza, Laran e Catalano, propongono il rilascio di un attestato comunale. Naturalmente replica la Lega con Singh, basta con i tentativi ideologici per avere il consenso degli immigrati. Sì, qui si parla chiaramente per avere il consenso, perché poi questi diventano italiani e possono votare, e sai bene che si parla addirittura di farli votare a 16 anni. Non voglio pensare che cosa mai voteranno, perché adesso l'asse si sposta ancora più a sinistra, lo sai, Salis docet, per cui mamma mia bella, no, aspettiamo. Ma intanto vi leggo appunto ciò che ha scritto il consigliere della Lega. La discussione sul diritto di cittadinanza è approdata anche in Loggia, parliamo di Brescia. La proposta di un attestato simbolico al termine della scuola media inferiore stupisce sì
Singh, consigliere della civica Rolfi. Basta con questi tentativi ideologici e inutili di carpire e accaparrarsi consensi da noi immigrati, perché Singh è uno di questi, fa parte della lista Rolfi e quindi del centrodestra e quindi della Lega. Così replica l'esponente che ha origini indiane. Secondo il rappresentante di centrodestra, siccome la competenza di questa materia è nazionale, l'iniziativa amministrativa intrapresa a Brescia all'atto pratico non servirebbe assolutamente a nulla. Quindi Singh invoca una minor burocrazia, tempi di attesa più brevi per il rilascio dei permessi di soggiorno. Anche il Carroccio bolla la proposta come la solita boutade di Ferragosto del centrosinistra. La cittadinanza ha un valore sostanziale, non simbolico, afferma Massimo Tacconi, capogruppo della Lega a Brescia. Anche Forza Italia tiene il punto. Ma dai, avevamo proposto l'istituzione a Brescia di una consulta per le culture e per le religioni. Questo è il luogo dell'integrazione. Anzi, il presidente del Consiglio Comunale Rossini si era impegnato a calendarizzare la discussione e non lo ha fatto, spiega Paolo Fontana, capogruppo di Forza Italia. Invece deve ancora svolgersi il confronto all'interno di Fratelli d'Italia su questo tema. Parliamo di Brescia, signori, ma noi di Radio Libertà vi parliamo ovunque voi siate. Che cosa succede sul sito di Radio Libertà? Basta evocarlo ed eccolo apparire. Zac, Beppe eccolo qua. Braga, coordinatore del sito di Radio Libertà. Buongiorno, buongiorno. Visibile e buongiorno. invisibile a comando. Ah, lo so, Certo. siamo qua anche perché il bello della radio è che siamo certo. visibili, se volete, se ci cercate sul sito radiolibertà.net, sul canale 252, vedete anche i nostri bei faccioni, Esatto. ma siamo soprattutto invisibili. Invisibili è più bello, mi Sì. sento meglio Siamo anche. più magri. Sono più magro e sono volatile, sono Esatto. un uccellino che svolazza un'onda elettromagnetica e niente di più. Che una cosa meravigliosa. Potete Sì. farne ciò che volete della nostra onda elettromagnetica, portarci in bagno, ma anche in metropolitana, attraverso il vostro tablet, il vostro telefonino e la nostra app. Ci portate davvero dappertutto e con noi c'è una certa controinformazione che non trovate da altre parti facilmente. Ad esempio, Beppe? Ad esempio che non molti sanno quanto la follia del politicamente corretto si spinga in territori pressoché inesplorati o che credevamo non esplorabili. E Giovanni Sallusti, il nostro direttore, ci racconta oggi quello che è successo pochi giorni fa. Che A lui? No! Perché lui ha già 2 bambini, quindi non ha un problema di Salaparto, perché di Salaparto stiamo parlando. Addirittura. Sì, che è un luogo che tradizionalmente dovrebbe essere inviolabile, perché alla fine è la cosa più importante, no? Ovviamente. No, invece no, non è così. Perché un gruppo, diciamo, di ostetrici e di medici, di accademici di medicina che provengono dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall'Australia, e lo potete vedere nel servizio, nel commento in home page di Giovanni Sallusti. E che cosa ha fatto? Ha scritto delle nuove linee guida su come ci si comporta in Salaparto. In Salaparto. Sì. Ed è una cosa sorprendente il fatto che lo abbiano fatto esponenti importanti non solo del settore, ma anche di paesi che sono anglofoni, quindi quell'anglosfera che noi stimiamo molto perché è quella che ha portato in Occidente l'innovazione del culto della libertà individuale come valore irrinunciabile. Purtroppo ha portato anche l'esatto contrario negli ultimi tempi, no? Quindi quell'ideologia principe del nuovo millennio che è il politicamente corretto, no? È questa specie di strano abominio che dove porta? Porta sempre a dei risultati che sono del tutto imprevedibili. Questa volta sono entrati in Salaparto e questo gruppo di esperti, che nella loro materia sarebbero anche esperti, ma adesso si sono spostati nel mondo del linguaggio, hanno deciso che per queste linee guida in Salaparto non si può più dire mamma e papà. Neanche in Salaparto. No. Neanche lì ti lasciano Soprattutto stare. in Salaparto, perché lo diventi mamma e papà, no? Quindi dopo è un imprinting, no? Dopodiché non puoi più farne meno. E invece no.
Che Sì. cosa si deve fare? Allora, intanto la parola mamma deve essere sostituita, dicono queste nuove linee guida, con termini tipo genitore gestazionale. Questa sarebbe la mamma, Cioè, proprio no? nel momento in cui sei lì che ti sforzi per diventare E hai mamma un momento di e grandissima e loro emozione, ti sei un dicono: genitore "Oh, gestazionale. auguri genitore Gestazionale, gestazionale". sì, sì, sì. Ah, E non è neanche la peggiore, perché l'alternativa, per quanto sia meno, d'effetto, è peggiore ancora, perché è persona incinta. Ora, la ah. persona incinta, no, significa che, può rimanere incinto chiunque, È inutile che guardi la no? mia pancia, io non No, io stavo sono proprio guardando incinto, quella effettivamente. assolutamente, Me non lo lo sono, te garantisci? l'assicuro, ho fatto l'analisi l'altro giorno, Sì, sì. Quindi assolutamente. niente 6 mesi? Perché Niente più da o meno fare. sarebbero Me quelli. la tengo. Te la tieni, okay, va bene. E quindi non mamma e tantomeno donna. Cioè, come al solito questa follia woke alla fine, no, si occupa talmente tanto delle minoranze che si dimentica delle donne, si dimentica di tutti gli altri, no? Però Quindi in proprio realtà mette in minoranza qualcun altro, perché è troppo sessiva, no? Però proprio in E sala parto, e che deve essere proprio il momento più bello, eccetera. Loro già da lì ti insegnano sì, che cosa sei, che cosa sarai, come dovrai parlare in futuro, che poi ti eh, rimane per sempre, perché quindi comunque un sottintendi. parto è un parto. Esatto, esatto. E poi sottintendi che, può partorire una persona che appartenga a uno dei 500 generi sessuali che sono stati più o meno codificati dalla ideologia woke. E Sta questa è una ridendo, gra sta ridendo, lo non ci diciamo riesco, cioè, subito. no, come fai a Eh, star serio? beh, No, ma in io realtà prendo sto le ridendo distanze chiaramente perché non sto sto ridendo, vedi, sono ridendo e serissimo. anche un po' da uomo, come perché per quello che riguarda i papà se la passano anche peggio. Perché Mh, non solo non puoi dire papà, mh. e non sei gestazionale perché non gestazioni, che ti piaccia o no, non puoi gestazionare. Ma diventi un membro del tuo team di supporto, tuo di lei o di lui, insomma di quello che è gestazionale. Ah, Membro del team di supporto, cioè praticamente è una specie di assistente, no, burocratico che sta in appoggio, che al limite tiene la mano oppure guarda da fuori, no, è del tutto incurante, no, questa terminologia del fatto che metà della materia prima dovrebbe essere beh, teoricamente arriva dal papà, no, membro la è metà. rimasto, ecco, però Ecco, c'è tutto il resto del e team di del team di supporto, dicia supporto, capito? Quindi fra però l'altro ci sei uno sei. fra tanti, no, Eh. che poi bisogna stabilire chi sono, che sono lì e fanno il team di supporto. Beh, no, Beh, se c'è stata una mano anche no, ulteriore da parte di qualche ecco, idraulico, non lo so, però membro del team di supporto, sappiate come esattamente. vi dovete chiamare voi futuri papà. E da ultimo il latte materno. Il latte Latte materno non va bene. No, latte no, si deve niente. dire latte umano, Latte umano, cioè non di capra, umano. perché materno Esatto. e mater e No, quindi non va bene, vuol dire che c'è la mamma, quindi non va bene. Oppure il latte del genitore che allatta. Cioè chiunque quella voglia si allattare può può fare una allattare. canzone, Sì, il esatto. latte del Genitore genitore che che allatta, allatta. perfetto, bene. Facciamo un duetto, sì. Esatto, esatto. E da ultimo, questa cosa è una cosa che ha preso talmente piede che il, quotidiano britannico popolare Daily Mail ha riportato le parole esatte di questo team che ha inventato queste nuove, linee guida comiche e devo leggerle, no, il risultato è questo: l'ostetricia ha il dovere etico e l'opportunità di guidare la decolonizzazione di genere e la giustizia riproduttiva attraverso l'uso di un linguaggio inclusivo. Sto prendendo appunti. Sì, sì, Decolonizzazione ma la di giustizia genere. vabbè. Giustizia riproduttiva, Esatto, okay, esatto. sì, sì, okay. Okay, quindi il concetto binario dei 2 sessi va assolutamente cancellato, non c'è dubbio, no, e tutto questo si inserisce in questo continuo flusso autoritario per cui ci insegnano, no, quanto devono essere curve le banane, ma anche esattamente che cosa siamo e che cosa non siamo e soprattutto nei momenti anche più intimi, come il fatto che nasca un bambino e, dobbiamo seguire secondo loro delle, pratiche linguistiche che distruggono completamente non solo ogni forma di delizia di questo momento che per quanto traumatico è straordinario,
ma ci riconducono a un mondo che è sempre più simile a 1984 di Orwell e la sua disgraziata neolingua. È che poi qualcuno ci crede anche a queste cose e soprattutto i colleghi, i giornalisti cominciano a utilizzare altri nomi, sono più appropriati a scrivere. Scherzavamo prima sul fatto che Feltri ha scritto: per me sono sempre clandestini quelli che sbarcano illegalmente nel nostro paese. Clandestini non si può più scrivere su un giornale quando sbarcano, gli immigrati vengono salvati dal gommone. Esatto. E non sono certamente clandestini, ma sono semmai disperati. E la mia paura è che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, questa follia woke divenga tale anche sui giornali, sui siti, dove si scriverà in un certo modo per far felici questi poteri che purtroppo sono forti, a quanto pare. Ecco, quindi possiamo ridere sì per la cosa in sé, possiamo ridere no per le conseguenze. Ecco. Noi ridiamo comunque, Sì, perché questa è una radio che cerca di strapparvi un sorriso. Voi della giustizia riproduttiva, voi che predicate la decolonizzazione di genere, ci siamo, tiriamo fuori la lingua, lecchiamo, ma non certamente il vostro pensiero, lecchiamo un bel ghiacciolo finché non si scioglie, perché sta tornando il caldo. Diciamo che con un bel po' di risate li si può provare si può provare a seppellirli, certo. Abbiamo ancora 3 minuti, c'è ancora un qualcosa da aggiungere? Abbiamo una cosa molto carina, molto interessante, che tu ben conosci perché è stato un tuo ospite a Potere al Popolo, e che abbiamo messo in home page come nuovo aggiornamento della rubrica, no? Dove abbiamo Nicola Ottaviani, che è deputato della Lega, che ha fatto 4 chiacchiere con il qui presente Sammy. E dai, l'attacco ad Arianna, rileggete Arianna Palamara, gomblotto sì, gomblotto no, ma tutto ritorna, insomma. Ottaviani fa un'analisi piccante e anche molto puntuale, ricordando ancora anche alcune cose. Vi ricordate Palamara, che ha scritto anche un libello piuttosto interessante, E come? proprio esattamente su queste cose, dove lui, Palamara ricorda, e Ottaviani ce lo ricorda, che dice che non è necessario che per sovvertire l'esito di elezioni o comunque un andamento politico che per sua natura va in una direzione ci sia bisogno di tutta una politica o tutta una magistratura che vi operino contro. È sufficiente che qualche piccolo grande ufficio giudiziario, con l'aiuto di qualche giornale o qualche giornalista, è sufficiente la loro azione, insomma, per creare la stessa quantità di danni. Capite? Ecco, e questa cosa, oltretutto, poi dice anche un'altra cosa Ottaviani: bisogna poi anche dimostrare alla fine dei conti se l'Arianna Meloni ha fatto qualche cosa che non doveva fare, perché tutto sommato il fatto di dare indicazioni politiche all'interno, lei è un esponente importante del primo partito italiano, con e se dà anche il fatto solo di dare delle indicazioni su delle nomine politiche che non riguardano aziende private, ma riguardano il pubblico, bisogna vedere fino a che punto si può considerare questa cosa non corretta, perché in realtà in sé è una cosa che ha la sua figura ha delle prerogative del genere, quindi è tutto da vedere. Insomma. Signori, è tutto da vedere, ma anche da ascoltare, in questo caso il deputato Ottaviani della Lega, sul sito radiolibertà.net, dove trovate anche commenti di cui vi abbiamo fatto qualche esempio sulle follie woke, che attenzione, ridiamo, ma poi ce le ritroviamo impresse nella mente e dobbiamo stare attenti a come si parla. E come. Beppe Braga, coordinatore del tutti. sito di Radio Libertà. Grazie davvero. Grazie a tutti, grazie Sammy, ci vediamo domani. Un piacere, buon lavoro, buona lettura a voi cari ascoltatori, che anche durante le vacanze cercate una puntuale controinformazione. Presente ci siamo in tutta Italia, canale 252 del televisore, Radio DAB, ma anche scaricando la nostra app sul vostro cellulare, è così comodo, veramente. Anche a Milano, in metropolitana, sottoterra, ci si ascolta senza problemi. Ma naturalmente salutiamo chi sta viaggiando in vacanza e ha scoperto che nella propria autoradio c'è anche la banda DAB, dove si ascolta perfettamente Radio Libertà in tutta Italia.
A proposito di controinformazione, c'è il Qui Parlamento con un senatore della Lega tra pochi istanti. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin. Con grande piacere andiamo a salutare il senatore Paolo Tosato. Buongiorno Paolo. Buongiorno a te, a voi e a tutti i radioascoltatori. E in questa calda estate veramente ne stanno succedendo di tutti i colori. Per fortuna che ci siamo in diretta e ogni giorno ascoltiamo anche i nostri ascoltatori che ce ne dicono di tutti i colori su questo, su quell'altro, eccetera. Chiaro che questa radio, tu ci conosci, siamo nati ancora ai tempi come Radio Padania Libera, ci siamo evoluti, ora siamo Radio Libertà, ma dentro il nostro DNA è l'autonomia. E questa autonomia differenziata, sempre più criticata da sinistra e ogni tanto anche da destra, da Forza Italia, che mette un po' i puntini sulle i in maniera esacerbata, ci inizia a preoccupare. Io chiedo a te un attimo com'è la situazione. Proprio pochi giorni fa, l'altra settimana, avete fatto ancora gazebo di informazione in Veneto sull'autonomia differenziata. Come si sta muovendo? Quanto viene recepita? Signori, qui parliamo del Veneto e potete capire come la stanno prendendo i veneti e soprattutto l'incazzatura, se mai non dovesse poter essere applicata. Ma come la dobbiamo spiegare alle altre zone d'Italia, che è complice chiaramente la sinistra che non sa più a cosa attaccarsi, e quando si attaccano a queste situazioni le pastasciutte antifasciste, no? E intanto ti portano il modulo da firmare contro l'autonomia differenziata. Che cosa sta succedendo? Qual è lo stato dell'arte sul fronte autonomia differenziata? Abbiamo visto anche il grande Calderoli che comincia a mettere sul tavolo i conti e comincia insomma a fare qualche esempio di come viene sprecato il denaro pubblico in certe zone d'Italia. Abbiamo qualche speranza, senatore Paolo Tosato, di riuscire in questa autonomia differenziata o li avremo proprio tutti quanti contro? Paolo. Ma guarda, è certa, noi non molliamo, la Lega non molla, il nostro movimento è nato soprattutto per realizzare questa grande rivoluzione, perché qui parliamo di una vera e propria rivoluzione nella gestione del potere, delle risorse, dei servizi, ma non è una contrapposizione come qualcuno vuol far credere tra nord e sud, è un trasferimento di queste grandi opportunità dal centro alle periferie, a qualsiasi periferia, a qualsiasi regione che creda di poter garantire migliori servizi ai cittadini sostituendosi in sostanza allo Stato. Noi non vogliamo portare via niente a nessuno, vogliamo semplicemente la libertà di poter gestire le risorse che oggi gestisce direttamente lo Stato, i nostri genitori. Noi siamo convinti che questo meccanismo farebbe sì che le risorse verrebbero spese meglio, con più attenzione alle esigenze delle singole comunità, con minore burocrazia, con più rapidità e quindi con un beneficio in definitiva per tutti. Noi veneti abbiamo due esempi, la regione Friuli Venezia Giulia o il Trentino Alto Adige, che hanno, grazie all'autonomia, garantiscono servizi migliori ai propri cittadini e una qualità della vita nettamente migliore. E quindi la realtà è al confine, ma questo può valere per il Veneto, ma per qualunque regione creda in se stessa, creda che di poter migliorare esercitando maggiore libertà rispetto a quelle che sono le prerogative oggi dello Stato. Certo, e tanto stanno anche arrivando WhatsApp al 340 6709 659 e qualche ascoltatore ci scrive se è possibile fare qualche esempio. Noi ad esempio nelle scorse settimane purtroppo ci sono state problematiche con alluvioni, maltempo, eccetera. Abbiamo fatto l'esempio della richiesta dello stato di emergenza. Sembra una stupidata, ma
con l'autonomia differenziata la richiesta dello stato di emergenza non la fai più, non devi alzare il telefono e chiedere a Roma, ma te la fai direttamente tu ed è tutto chiaramente molto più veloce, molto più sbrigativo, subitaneo direi. Ma ci sono poi tanti altri campi, tante altre materie che si possono richiedere allo Stato e che permetterebbero di gestire meglio la tua regione. Chiaro che, mi scrive Luigi ad esempio, ci vuole anche una classe politica adeguata. E qui forse viene qualche dubbio che in alcune zone d'Italia non ci sia una classe politica che si voglia prendere queste responsabilità. Io non ci voglio credere, perché sia a destra che a sinistra, insomma, ne conosciamo di politici, tu ne conosci tantissimi anche del nostro schieramento, ci sono persone in gamba. Quindi ci sembra più un diktat partitico, ideologico questo contro l'autonomia. Cosa ne pensi, Tosato? Ma è assolutamente così. È paradossale che, ad esempio, il centrosinistra ostacoli una riforma, la definisca Spacca Italia, che nasce da una riforma della Costituzione che hanno votato proprio loro nel 2001. Pressione della Lega indipendentista di allora, che ha ottenuto una riforma autonomista da parte del centrosinistra, che era un punto di equilibrio che andava benissimo, che va bene, che non toglie nulla a nessuno, che dà semplicemente a coloro che credono in se stessi di poter correre un po' più rapidamente nell'interesse però di tutti. E loro hanno assunto una posizione oggi politica contro la riforma, contro questa legge, che in realtà era la stessa legge sostanzialmente proposta nella scorsa legislatura dal ministro Boccia, oggi capogruppo al Senato, e quindi è evidente, c'è una manovra politica per, da una parte, tentare di spaccare il centrodestra, dall'altra di accaparrarsi il consenso, soprattutto nel centro-sud, usando l'arma della paura, incutendo ai cittadini del sud come se l'autonomia fosse un danno per loro. Non è così, noi ripeto, non vogliamo sottrarre risorse al sud, vorremmo semplicemente gestire sui nostri territori le risorse che oggi gestisce lo Stato, convinti che lo faremo meglio, in modo più efficiente, più efficace, con risparmi di spesa che potremo dedicare a settori strategici come la sanità, come la pubblica istruzione o come tanti altri settori che hanno bisogno di risorse aggiuntive, che possono essere garantite da un risparmio che le regioni sarebbero in grado di fare, quantomeno la nostra, ne siamo convinti, mentre lo Stato, avendo una visione troppo ampia, troppo distante, non è in grado di fare. Questa è la scommessa che noi portiamo avanti da tanti anni, e abbiamo però degli elementi certi che i paesi federali sono quelli che viaggiano più veloci. La Germania è un paese federale, la Svizzera, la piccola Svizzera delle montagne alpine è un paese all'avanguardia, anche per altri motivi, ma anche perché ha una struttura federale. La Spagna è più autonomista di noi, noi siamo sul modello francese centralista che produce rigidità ingestibili che non sono nell'interesse dei cittadini. Quindi speriamo che prevalga il buon senso e non la cattiva politica di contrapporsi a questa riforma solo per il tentativo di recuperare consensi. È chiaro, diamo la possibilità alle regioni e che vogliono provare l'autonomia di poterla sperimentare, poi mica per forza la devi tenere e puoi tranquillamente smettere di utilizzarla o non sei obbligato a utilizzarla. Esatto. E dobbiamo ricordarlo, nella peggiore delle ipotesi tutto resta uguale e quindi lo Stato continua sempre a erogare, anzi sarà ufficializzato il LEP che adesso non è ancora ufficializzato per tutte le materie e quindi è un po' un certificato assicurativo che diamo a tutte le regioni d'Italia con un livello
minimo di prestazione sotto il quale assolutamente non si può scendere. Speriamo che si riesca a far passare questo messaggio, speriamo soprattutto che non vinca ancora una volta il centralismo romano, lo abbiamo sempre chiamato così, adesso più che mai. Rimanere attaccati al centralismo romano, quello che vuole il PD e la sinistra, sarebbe un errore molto grande. Paolo, è stato un piacere veramente, ti abbiamo disturbato durante l'estate, ma tranquillo, lo rifaremo perché la nostra controinformazione prosegue e abbiamo bisogno certamente dalle vostre voci un supporto per capire veramente dove sta andando la politica. Senatore Paolo Tosato, gentilissimo, alla prossima. Grazie, è stato un piacere, alla prossima. Qui Parlamento. Bellissima idea quella di riprendere storiche canzoni del passato e riadattarle per un pubblico più giovane o semplicemente dandogli una rinfrescatina. È il caso di Mambo Italiano, nella versione di Walter Ricci che ha prodotto Karima, scritto con la K, è Karima, non è l'ultima arrivata, è cantante italo-algerina, ha fatto tante trasmissioni TV, anche Sanremo, e lei gira l'Italia, gira i palchi italiani, soprattutto d'estate, facendo jazz, soul, blues e gospel. Se vedete il nome Karima con la K
è il caso di uscire di casa, andare ad ascoltarla. Mambo Italiano ci ha portato alle 13:44 ancora in diretta. Sammy Varin, Potere al Popolo, i vostri messaggi, le vostre telefonate in diretta allo 0292947222 per commentare le notizie del giorno e qualcuno ride, ma d'altronde lo scrive la Repubblica di Bologna, ma anche il Corriere, alla fine, e dobbiamo dirla. Diffamò il generale Vannacci, signori. Arriva il decreto penale di condanna per Bersani. Affronterò il processo, dice. Per un epiteto pronunciato alla festa dell'unità di Ravenna un anno fa, l'europarlamentare leghista Vannacci lo ha querelato. L'ex segretario del PD Bersani dice: non ho ricevuto nessuna comunicazione formale, ma andiamo a dibattimento, così si capirà se qualcuno, magari con le stellette, può definire anormale un altro essere umano senza per questo insultarlo. E così stiamo a vedere poi come ci si può comportare, come si deve parlare, se si può ancora parlare, la famosa frase di Vannacci che non considera normali gli omosessuali, spiegandolo 100.000 volte che non fanno parte della normalità, nel senso della maggioranza delle persone che invece hanno gusti tra virgolette sempre normali. Santa polenta, e lei sì, ormai siamo su questo fronte, anche sul fronte nero, bianco, eccetera. Abbiamo visto che cosa è successo con le GONU, le LONU, quella pallavolista, e insomma adesso per colpa ancora una volta di Vannacci, Forza Italia ha tirato in ballo la cittadinanza italiana e diamogliela tutti, belli e brutti, a 14 anni diventano italiani. E perché? Perché è così? Perché Forza Italia lo ha detto e chiaramente quelli di sinistra dicono: "Ma bene, aspettiamo Forza Italia in Parlamento". L'aspettiamo anche noi, perché non c'è scritto in nessun programma di governo, tanto per ridere, però sai, son quelle discussioni ferragostane che non portano da nessuna parte se non a fare polemica e chiaramente i giornalisti ci sguazzano, noi compresi. A Brescia danno la cittadinanza simbolica per tutti i quattordicenni alla fine delle medie, che non è una novità perché in tutte le città amministrate dal PD la danno per fare scena, per far arrabbiare la destra, ma soprattutto questi ragazzini pensano poi chissà che cosa e non succede assolutamente niente, cari ragazzini. Siete comunque italiani, l'ufficialità dell'essere italiani arriva al 18° anno di età, ma siete comunque italianissimi, studiate con i nostri ragazzi, giocate con loro e non c'è nessun cambiamento su questo fronte, se non che è giusto avere un attestato di italianità quando si è compiuto un certo ciclo di studi. Magari sarebbe bello far studiare anche i vostri genitori in modo che anche loro sappiano l'italiano. Non scherzare, Sammy Varin, parliamo di razze. Sì, lo so che vi piace, mi state scrivendo ancora sulla giustizia riproduttiva. Avete letto il sito di Radio Libertà con queste ultime follie woke, la decolonizzazione di genere, sono cose che io proprio non riesco, però andiamo a vedere Kamala Harris che parla di razza. È vero? E qualcuno mi scrive: avvisate i lecchini del PD e le ruote di scorta di Forza Italia. Kamala chiede ai suoi tifosi di che razza sono e indica 9 razze. Guardate questo volantino, tutto vero, lo scrive Max Ferrari. I pidioti sostengono una candidata che chiede di compilare questionari indicando la propria razza. Le Boldrine e l'ex Lane tacciano per sempre. E invece questi volantini non vengono assolutamente presi in considerazione. In questi casi tacciamo di infinite cose, nessuno dice niente, non è successo assolutamente nulla.
se non naturalmente in America, che è stata ufficializzata la Kamala con le lacrime del presidente. Biden in lacrime sul palco a Chicago, Trump un perdente, Kamala la scelta migliore alla convention democratica. E poverino, e che cosa doveva dire? Diario da Chicago: se Harris stravince si aprirà una nuova stagione per tutti, anche per i repubblicani che si libereranno di Trump. Sappiatelo, Trump rude e maleducato, la nuova biografia sulla regina Elisabetta che imbarazza il tycoon. Ragazzi, cioè, se andate su Repubblica è tutto magna magna, in senso che randellate su Trump, ma d'altronde torniamo alla nostra omofobia, signori. Guarda che bella copertina di Elle, la copertina di questo mese, di questa settimana. Quando esce Elle? Non l'ho mai comprato. Ecco, due uomini che si baciano, ma in mezzo a loro che cosa c'è? Il loro bambino. Nato dall'amore? No, comprato e strappato a una donna schiacciata dalla povertà. Questo lo scrive qualcuno, non lo scrive certo Elle, che invece titola Born from Love. E come fai a dire che questi non si amano? Ma ci mancherebbe altro, due uomini si possono amare, ma non possono fare un bambino. Il bambino se lo sono sicuramente comprato con amore, of course. Omofobo, ma in senso buono. 0292947222. Abbiate coraggio, dite la vostra senza peli sulla lingua. Avete la lingua pelosa, che schifo. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Ciao Gianni. Ecco, altro che peli sulla lingua, qua ci vorrebbero, vabbè, non dico che cosa perché sennò, però il discorso è anche questo, cioè, ce lo ricordiamo tutti quando hanno detto che la Russia aveva fatto saltare il Nord Stream 2. Adesso sta venendo fuori che naturalmente sono stati gli Stati Uniti d'America e gli inglesi e la NATO, in poche parole, con la collaborazione probabilmente di 4 ubriaconi, no? 4 amici al bar ucraini. Ora dico io, andiamo a finanziare un paese che ha creato dei danni immensi, soprattutto la Germania, e poi di riflesso l'Italia e gli altri, quando paghiamo 40 euro all'ora di megawatt contro i 7 che li pagano gli Stati Uniti. Cioè, ma ci rendiamo conto che stiamo andando veramente la rovina più totale? Cioè noi avremo già dall'inizio, questo ho sempre spiegato, di fare degli accordi diplomatici e stare estranei al caso creato ad arte dagli Stati Uniti, che hanno creato loro le condizioni per la guerra tra l'Ucraina e la Russia. E di conseguenza adesso cosa ci possiamo accontentare? Di mandare Fitto come alto personaggio di alto profilo in Europa? Io vorrei capire un po' dai vertici della Lega dove si vuole andare. Perché non possiamo accondiscendere a personaggi come la von der Leyen e compagnia cantanti sotto silenzio. E noi come diplomazia estera non possiamo continuamente seguire gli errori imposti da oltreoceano e di cui la Presidente Meloni è il vertice insieme al Quirinale. Cioè, parole stiamo andando sante, veramente a Bresto, grazie carissimo, parole sante. E hai sentito, insomma, negli scorsi mesi si cominciava a alzare il ditino e chissà mai, approfittando anche delle feste della Lega che ci sono in queste settimane, che si scaldi ulteriormente l'argomento. E questo dipende anche da voi che le feste della Lega le frequentate. Tra
un quarto d'ora circa, ve ne dirò un po', ce ne sono tantissime in questo periodo. Il segreto sta proprio lì: a una festa della Lega si pranza, si cena in compagnia, ma di fianco, seduto di fianco a voi, c'è il politico importante della Lega, e con questo si può parlare. Un'altra chiamata allo 0292947222. Pronto? Pronto, sono io. Quella. Ciao Varini, so che tremi ogni volta che ti chiamo. Ah, io lo so, tu sei il mangiapreti a tradimento, lo so. Ma no, ma adesso non diciamola così, ma secondo me questo paese effettivamente mi ha stufato, perché siamo arrivati a un punto dove non c'è neanche più ritegno di quello che si dice, si dicono cose che non stanno né in giorno in terra. Per esempio la Radio Maria, che è una radio che ha più ripetitori addirittura della RAI, tanto per dirti quanti soldi hanno i preti, sostengono le apparizioni della Madonna Medjugorje. Ogni notte raccontano la storia che si è aperto il soffitto come il riportino di Lino Banfi e sono ascesi al cielo i veggenti. E io mi chiedo, questi incassano 22 milioni di euro all'anno esentasse, mi chiedo perché non facciano un'indagine, non vada la polizia ad ammanettarli, perché insomma turlupinare così, vabbè che quelli di Radio Maria sono dei poverini, ma insomma c'è un limite a tutto. Insomma, vabbè, questo paese è un paese di pagliacci, di pulcinella, di traditori, di cretini, di gente col cervello come una nocciolina, ma vabbè che i preti sono un potere paramafioso ancora forte in Italia, ma dai, ma come si fa a credere a certe cose? Eccolo lì, grazie caro, se l'è mangiato alla fine il prete, però, non posso convenire su Radio Maria, la nostra è tutta invidia, ci abbiamo provato a fargli un po' di concorrenza a Radio Maria, dicendo che anche noi eravamo una radio comunitaria, sostenete radio, ai tempi ci chiamavamo Radio Padania Libera, andate sul sito, cliccate sostienici e poi abbonati, o attraverso il conto corrente postale 37671294, bastano 5 euro. E comunque qualcuno ci va, ce li date i 5 euro, però non bastano, non diventiamo ricchi come quelli di Radio Maria, e anzi riusciamo a malapena a galleggiare. Grazie comunque a tutti quelli che ci sostengono anche con i 5 euro, se poi sono 50 o 500, il conto corrente postale è giusto, è 37671294, intestato a Radio Libertà. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Quella. Sì, buongiorno a tutti, sono Dario, telefono da Milano. Ciao Dario. Allora, sono un leghista di vecchia data, perché ho più di 70 anni e sono stato uno dei primi che ha contribuito a mandare Bossi in Senato e Leoni alla Camera, nei lontanissimi anni '80. Wow. No, siccome siamo in vacanza, però volevo fare un po' così, una cosa un po'... Mi avvisano gli amici del Trentino che da quando c'è l'onorevole Salis in ferie in Trentino, di orsi non se ne vedono più. Mi dicono, sono tutti nelle tane perché evidentemente hanno paura che ci sia qualche occupazione abusiva da quelle parti. Bella questa. Vabbè. E poi un'altra cosa volevo dire, ho sentito dire nelle trasmissioni precedenti che Fratoianni e Bonelli sono un po' il Totò e il Peppino della politica. Non sono molto d'accordo, perché Totò e Peppino della politica secondo me sono Renzi e Calenda, perché a me Renzi sta antipatico, però è un animale politico, comunque lo si voglia vedere, e quindi potrebbe essere assimilato a Totò, perché era un fuoriclasse, diciamo, della comicità, e anche Peppino, insomma, non è che fosse molto da meno. Secondo me Fratoianni e Bonelli sono i miei cocò della politica. Adesso io sono lombardo, non voglio dire il terzo incomodo perché è una parolaccia, non vorrei beccare qualche querela o qualcosa, perché ogni tanto trovano il terzo incomodo. Chissà. Mimì, cocò e vabbè. Grazie caro. Lo sa. Grazie caro, piacere di averti sentito, e siate coraggiosi anche voi, su questa radio si può fare, potete dire davvero quello che volete, cerchiamo di sdrammatizzare anche il momento, d'altronde Fratoianni e Bonelli, che fortuna che hanno fatto con la Salis, hanno cannato con Sumaoro, hanno preso un granchio pazzesco, e noi devo dire abbiamo cannato noi, dicendo la Salis, no, la Salis
Salis invece è stata una miniera d'oro perché è stata eletta al Parlamento europeo. Adesso si sta ancora riposando, che era stanchina, eccetera, e tra poco tornerà alla carica. Sappiate che ci sono già parecchi che stanno tornando alla carica al posto della Salis, soprattutto alcune mamme. Guarda qua, la rivolta delle detenute dopo la Salis, liberate noi, lettera aperta delle carcerate al Quirinale. Perché lei è fuori e le altre no? Un boomerang per chi ha strumentalizzato la condizione delle prigioni. Chiaro che lei era in una brutta prigione, sporca, legata con le cose alle caviglie, ci mancherebbe, mica era in Italia. Però anche qua in Italia abbiamo visto non si sta così bene, ed è il problema quello del sovraffollamento carcerario che stiamo analizzando ogni giorno cercando una soluzione. Il governo ha fatto un decreto per rendere più leggera la convivenza quotidiana in carcere, ma questo non basta, se ne stanno ammazzando uno al giorno, bisogna assolutamente agire. Fatto sta comunque che Ilaria ce la ritroviamo in Europarlamento e certo si guarderanno negli occhi lei e Vannacci, staremo a vedere se ci saranno scintille oppure no. Per il momento Sammy Varin qui si ferma per pochi istanti, ma tra poco arriva la musica indipendente di Renato Serafini. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 14 giugno al 14 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Avanti, ammirate, tu e io, un team. Perché dovrei venire con te? Mani forti vibrazioni, tipo non avvicinarti, ti spezzerò il cuore. Diamo alla gente quello che vuole vedere. Mi spiace per ciò che hai sentito, Yukio. Gli uomini sono così scemi. Nella vita civile porto il parrucchino, ma non lo sa nessuno. Ma lo sanno tutti. Wolverine. Puoi giurarci, Disney l'ha resuscitato. Glielo faranno fare fino a 90 anni. Siamo dentro al tornado? No, è dietro di noi. Si sta avvicinando! Quest'estate Siamo alle prese con la tempesta del secolo. vivi il lato più oscuro della natura. Hai mai visto una cosa simile? Sono gemelli! Si fondono. No! Attenzione! Più veloce, più veloce! Twisters. Il concerto stesso è una trappola. Questo individuo non è una proiezione delle nostre paure. Cercherà di causare il panico per sfuggirci. Una nuova esperienza nel mondo di M. Night Shyamalan. Che cos'hai, papà? Trap, scritto e diretto da M. Night Shyamalan. Ho io il controllo. Ciao a tutti! Gru, evviva! Un momento. 3 ragazze, una moglie. Mi manca qualcosa. Eccolo! Oh, il mio cucciolo! Lo so che adori papà. Avanti, dillo. Papà, papà. Sì, certo che ti adora, ma non sa manifestarlo con le espressioni, né con il linguaggio del corpo. Vero, Gru Junior, avanti! Gru, devo parlarti. La vita della tua famiglia è in pericolo. Cosa? Maxime Le Mal è evaso di prigione. Vengo a vendicarmi, Gru! Dobbiamo andare alla casa sicura. Un distributore automatico! Adoro questo posto! Oh là là! Luca! Spero che avremo l'occasione di conoscerci. Scommetto che le persone qui sono felici. Cosa? Forse sono una tua fantasia. Se lo trovi è mio. Siamo a noi! C'è qualcosa che non mi hai detto. Non bisogna avere paura. Andiamo! Questa è la nostra famiglia, per sempre. Siamo d'accordo sulle condizioni. Dove metto la firma? Che spettacolo, l'estate al cinema! Torna una stagione straordinaria di film e promozioni in tutta Italia dal 9 giugno al 19 settembre.
La rivoluzione continua grazie al contributo straordinario del MIC. Info su cinemarevolution.it. Non è meraviglioso? Qui Parlamento. Grazie Presidente, Sottosegretario, onorevoli colleghi. Le disposizioni contenute in questo decreto legge sono per noi rilevanti e di estrema importanza perché sbloccano opere indispensabili e da tanti anni attese che rischiavano di rimanere incompiute nel tempo a causa, per esempio, dell'aumento dei prezzi e della complessità dell'iter burocratico. Per cui nei vari articoli moltissime opere che saranno finanziate e sburocratizzate le possiamo trovare nei vari articoli. La realizzazione della A22, per esempio, la Brennero-Modena, con la definitiva definizione del contenzioso tra concedente e concessionario. I 150 milioni per il sistema idrico Peschiera, e non dite che non è importante e urgente che questa opera venga fatta in quanto dà l'acqua all'acquedotto di Roma, i 393 milioni per il collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, i 10 milioni negli anni 24-26 per recupero funzionale e messa in sicurezza dell'idrovia Pisa-Livorno, i 7 milioni per il Teatro La Scala, i 50 milioni dal 27 al 29 per il Polo Universitario di Genova e sempre per Genova i 2 milioni per completare il Pinqua. Infine i 6 milioni per il Comune di Parma per il nuovo Ponte Nord. Tutte opere, secondo noi, importantissime e strategiche. Analizzando quanto previsto per il ponte sullo stretto, oggetto di un acceso dibattito sia in Commissione che in Aula, e lo capiamo perché è l'opera forse più importante nei prossimi anni nel nostro territorio, possiamo dire che, in premessa, che in molte occasioni il ponte sullo stretto risponde pienamente alle esigenze di potenziare i collegamenti trasportistici internamente al nostro Paese e diventa anche essenziale per l'Europa, in quanto completa il corridoio scandinavo-mediterraneo inserito da decenni nella rete TEN-T. Mi pare ovvio e scontato però d'altronde che sia un volano per gli investimenti con notevoli ricadute occupazionali. Garantire la libertà, la libera e veloce circolazione delle merci e delle persone, rendendo più competitivo il nostro Paese nell'ambito dell'Unione Europea, per noi è un obiettivo imprescrittibile. Qui Parlamento.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Diamo voce soprattutto alla musica indipendente con Sammy Varini in questa trasmissione. Ogni mezz'ora circa va in onda un artista quasi sempre sconosciuto a livello nazionale, ma conosciutissimo nella sua zona, che fa serate, che regala emozioni e certo non sempre si riesce a essere passato su RTL o su Radio Dimensione Suono, eccetera. Tranquilli, in questi casi ci siamo noi, che facciamo un grande applauso in questo caso a Renato Serafini. Ciao Renato! Grazie per essere con noi. Renato Serafini, da dove esattamente, Renato? Di dove sei tu? Roma città, e noi siamo felici naturalmente di essere in tua compagnia, soprattutto perché stiamo scoprendo un artista che non conoscevamo, Renato Serafini, che poi tu lo cerchi su Google, salta fuori uno chef, un campione di basket, uno scrittore, ma con un po' di attenzione salta fuori questo artista romano, passato da Villa Ricordi, ho letto sotto la guida di Teddy Reno e Rita Pavone, un festival degli sconosciuti, il Gran Premio della canzone italiana, il Trofeo Italia Fair e con ben 3 album pubblicati. Quindi naturalmente noi ci chiediamo: ma perché non ti abbiamo conosciuto prima? Renato, con questo pezzo è bello rivederti, tu ci accompagni in una sensazione romanticissima che tu però hai voluto esaltare con un ritmo pop molto danzereccio. Questo è il momento che sarà capitato un po' a tutti voi ascoltatori, rincontrare un vecchio amore, magari la prima cotta, chissà dopo quanti anni, un'ex fidanzata che non vedevi da tantissimo tempo. Sono le sensazioni indimenticabili che capita di riprovare. È vero, Renato? Assolutamente sì, si vede che hai studiato bene. No, poi mi piace come argomentazione, perché comunque sono quelle sensazioni un po' comuni a tutti quanti, ognuno la mette giù in maniera diversa. Potevi fare una canzone tutta sdolcinata, eccetera, invece hai voluto farci ballare anche in questa occasione. Ma sì, c'è necessità anche di leggerezza, dai. È vero, assolutamente, anche perché insomma ne abbiamo già di menate a volte con artisti che la mettono giù male ogni volta, eccetera. Renato, di cosa parli nelle tue canzoni? Quali altre argomentazioni metti nella tua musica? 3 album sono tanti. Di cosa ti piace ragionare? Dove porti gli ascoltatori che ti seguono? Beh, diciamo che è inutile negarlo che comunque si è parlato anche d'amore con quelle famose canzoni smielate e quant'altro, però si è parlato di un po' di tutto nei miei album, da canzoni riguardanti il debutto di un artista sul palco, quindi tutte le sensazioni che un artista prova nella sua prima esibizione sul palco, diciamo anche canzoni che parlano un po' della vita e di quello che può essere le decisioni da prendere durante la propria vita, di quanto possono essere difficili. E diciamo che mi piace spaziare un po' su tutto, dipende dall'idea che viene sul momento. E quello è il bello, io lo dico sempre, l'artista indipendente molto spesso è anche molto più genuino degli artisti più famosi, quelli che devono equilibrare perfettamente la canzone, impaccare
bacchettandola e voi la dovete comprare, scaricare o semplicemente ascoltare per tempo memorabile. No, neanche per poche settimane, poi si dimentica tutto. Il bello degli artisti indipendenti invece è che la canzone che fanno loro è veramente sentita, è veramente provata, molto spesso trovata con voi ascoltatori che contattate l'artista, che gli raccontate vita vissuta, e l'artista poi mette tutto questo in musica. Questa è la magia della musica indipendente, che molto spesso parla davvero di voi. Renato Serafini, allora dove ti possiamo cercare? Dove possiamo scaricare legalmente la tua musica? Dove ti possiamo seguire? Perché mai poi, come d'estate, c'è la possibilità magari di trovarti in qualche locale a raccontare la tua vita attraverso la musica. Renato. Guarda, per quanto riguarda la possibilità di scaricare il brano o i brani, anche quelli precedenti a questo singolo, parliamo di tutte le piattaforme digitali, quindi Spotify, Apple Music e quant'altro. E per quanto riguarda la possibilità di seguirmi sui social, Instagram o Facebook, Renato Serafini, molto semplicemente. E per quanto riguarda la possibilità di seguirmi, bisogna appunto tenere aggiornato sui social, perché comunque sto facendo spesso serate anche all'estero e quindi ogni tanto prendo e aggiorno sui social sulle serate che verranno fatte. In questo momento mi trovo proprio in aeroporto e tra un'ora ho un volo. E si parte per andare a lavorare, e mi fa piacere, mai come adesso è importante raccontare le proprie emozioni a tante persone che hanno l'occasione per conoscere non i soliti artisti che ascolti tutti i giorni sulle solite radio, ma qualcosa di più genuino. Grazie Renato Serafini, buoni concerti e alla prossima. Grazie a voi, Sammy. Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E naturalmente il Sammy Varin qui riapre le linee allo 0292947222 se volete commentare con me la realtà delle notizie odierne, anche tramite WhatsApp al 340-6709-659. C'è un certo Diego Fusaro che mi scrive, filosofo Diego Fusaro: non esistono lavori che gli italiani viziati non vogliono più fare. Esistono, quello sì, stipendi da fame che gli italiani non vogliono accettare. E a quanto serve l'immigrazione di massa? A sfruttare senza limiti gli africani e a imporre a tutti la loro condizione. E come non possiamo non essere d'accordo? Siamo d'accordo con te, Diego. Effettivamente gli stipendi da fame gli stranieri li possono accettare perché loro hanno intorno a loro tutta un'assistenza, tutto un welfare appositamente inventato da una certa sinistra, e non soltanto, ci mancherebbe altro, chi ha bisogno è giusto che venga assistito, e il welfare si concentra tutto intorno a queste persone che arrivano nel nostro paese magari solitari e poi si portano tutta la loro famiglia, e in quel momento loro sono i più poveri del vostro paese e quindi il vostro comune li deve assistere in tutto e per tutto. Ed è quindi, tra virgolette, normale, ma non lo è, che prendano uno stipendio minore, nel senso che loro lo accettano così com'è, perché non hanno probabilmente altre spese, tutto il resto viene pagato dal comune, dai servizi sociali. Chiaro che questo è il Sammy Varin razzista, ma in senso buono che lo dice, quindi non sarà, ne sono certo, il vostro pensiero. Altro pensiero, quello di Salvini, lo avete sentito ieri, lo abbiamo trasmesso alle 15:10 con il suo discorso che ha fatto sui social, poi ripreso da tutte le agenzie, vabbè, siamo arrivati prima noi, ma questa battuta su Vannacci è importante. Salvini, Vannacci
Costruzioni surreali. È con noi e sarà a Pontida il 6 di ottobre. Non solo a Pontida, lo avete visto anche in altre feste, in questo momento mi pare sia in Sardegna, e certamente il fatto che venga a Pontida, nella Pontida quella importante nazionale del 6 ottobre, è un segno importantissimo, e quindi sono tutte palle che si stia facendo un partito e gnignero. Lo sento quasi tutti i giorni e spesso sulle costruzioni surreali che leggiamo dai giornali ci ridiamo su, così Salvini ieri nella diretta sui social che ascolterete ancora in replica prossimamente. Ancora meditazioni, questa volta di Maurizio Belpietro. La realtà è che si vuole restituire alla maggioranza degli italiani un senso di sicurezza e anche la certezza che lo Stato esiste ed è in grado di farsi rispettare. Gli indulti, le amnistie e pure gli svuotacarceri non servono a nulla. Serve una sola cosa: costruire nuove carceri. E questo è un pensiero, penso che pensiamo tutti quanti, ma bisogna fare attenzione anche a dirle queste cose che ti saltano subito addosso. Altra polemica ferragostana, signori, la polemica questa volta l'ha lanciata Repubblica, i bambini di Repubblica, ma c'hanno ragione anche loro, hanno scritto la lettera: cari professori, in estate bisogna divertirsi e non stare chiusi in casa facendo i compiti. Lo sfogo di uno studente di 12 anni a Repubblica contro i troppi esercizi assegnati per le vacanze, e devo dire molto spesso gan raison, sono un po' troppi i compiti. Per contro i professori hanno detto: vabbè, allora non apriamo neanche la scuola, aspettiamo ottobre che fa troppo caldo a settembre. Ma questa è un'altra cosa. Ancora l'ultima follia woke, ne abbiamo parlato anche prima in apertura di trasmissione, da persona incinta a latte umano, la Bibbia woke che cancella mamma e papà. Ci provano e ci riprovano. Sono uscite nuove linee guida messe a punto da un gruppo progressista di ostetriche e accademici e pubblicate su una rivista anglosassone che offre raccomandazioni per gli operatori sanitari. C'è anche il commento del nostro direttore Sallusti sul sito di Radio Libertà. Robe dell'altro mondo, ma attenzione, la finestrina di Overton, la ricordate? Goccia dopo goccia alla fine, e pensiamo che sia così. Non si dice più mamma, si dice genitore gestazionale. Non si dice più papà, ma si dice membro del tuo team di supporto, e questo proprio all'interno dell'ospedale dove vai a partorire. Sono storie, non è vero niente? No, purtroppo sono cose anche vere, questa è la cosa, cioè non è che stiamo scherzando, sono robe vere. Elon Musk, se non si adegua alle regole europee, l'Unione Europea chiuderà X in Europa. Questa è davvero dittatura europea. Per fortuna ci sono anche le buone notizie, grazie a Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, che scrive: dobbiamo valorizzare i talenti e le competenze di tutti, garantire maggiori opportunità alle persone con disabilità e promuovere lo sviluppo e la diffusione della tecnologia al servizio delle persone, per l'accessibilità, il lavoro, la formazione, i momenti di vita ricreativa e lo sport. Solo così rendiamo più forti le nostre comunità e il nostro paese. Sì, era vera la notizia di Sky TG24 prima sulla scuola. Un ascoltatore mi diceva: Sammy Varin, sei impazzito completamente? No, da una parte i bambini si lamentano per i troppi compiti, ma lo diciamo ogni anno. D'altronde quest'anno la novità è che docenti e sindacati hanno proposto al ministro dell'istruzione di far iniziare la scuola a ottobre per il troppo caldo. Fa troppo caldo anche a settembre, che ne sai tu? Mago, le previsioni dicono così, e quindi non cominciamo la scuola a settembre ma a ottobre. Ti immagini che casino, soprattutto per noi genitori che lavoriamo, ragazzi. Roba da fare un casino della miseria. Nel frattempo
stanno per partire le Paraolimpiadi. Io sono contento perché sono certo ne vedremo di atleti davvero coraggiosi e io da giornalista e un po' omofobo non posso non anticiparvi che ci saranno le solite polemiche. Per cosa? Per i trans. Sono arrivati anche alle Paraolimpiadi trans, signori, e c'è Valentina Petrillo, già campionessa nelle categorie maschili, sotto accusa in Spagna per la sua partecipazione alle Paraolimpiadi, perché nelle categorie maschili semplice, la Petrillo, scrive, è nata uomo. Nel 2019 ha subito la transizione verso un corpo femminile. Non si sa se poi questa transizione è stata completata oppure no. Molte però sono state le atlete che si sono lamentate per la sua partecipazione, proprio perché le persone nate maschio conservano dei vantaggi anche dopo la transizione. In poche parole, questa Valentina Petrillo gareggia tra le donne, ma è ancora uomo e qualcuno gigioneggia. Sai che sono quelli che si sentono uomini la mattina e donne il pomeriggio, per cui magari quando è a casa si sente ancora uomo e quando gareggia si sente donna, però è uomo. Si scherza, si sdrammatizza, ragazzi miei, però vi sto anticipando una polemica che troverete la prossima settimana su tutti i giornali. Mago Varin. C'è una chiamata allo 0292947222. Pronto? Sì, buongiorno Sammy, sono Villa da Meda. Ciao. Tutto bene? Dai, siamo qua. Senti, ma io capisci mai ho trovato tutti di sinistra, ragazzi. Ma ho dovuto combattere contro tutti, ragazzi, una roba impressionante. Senti, 4 domande veloci. Per 30 anni hanno dato da Berlusconi dell'evasore e del putaniere. Poi vado a vedere i giornaloni che l'hanno dato, i suoi padroni sono De Benedetti e la famiglia Il Can Agnelli. Minchia, dei grandi imprenditori o predatori, dopo me lo puoi dire tu gentilmente, no? Poi, seconda cosa, legge Fornero. Io al mare li ho massacrati tutti. Donna che piange, caval che suda è un tradimento di Giuda, no? Diglielo ai nostri politici, quando vanno in trasmissione devono tirare fuori le palle. Anche la Boldrini non ha pagato i contributi per una portaborse. Cosa chiede lei le dimissioni della Santanchè? Questa qua ha fatto la terza come si chiama, carico dello Stato, non ha pagato i contributi a una portaborsa a 1.500 euro, no? E questa sta ancora lì, ma devi dare lei le dimissioni. Ma non dovrebbe neanche presentarsi, ma diglielo ai nostri politici che si devono svegliare, quando vanno in trasmissione devono tirare fuori le palle. Ragazzi, l'Unità ha fatto un fallimento di 125 milioni, no? Però loro ripercuotono su di noi dei 90 milioni, fuori le palle ragazzi, siamo troppo sonnecchiosi noi, ma dove sono le palle ragazzi? Anche la riforma Fornero l'hanno firmata i sindacati a Villa d'Este con banche e imprenditori, ragazzi, questi fanno politica, perché se vai a vedere tutti i loro segretari sono entrati nel PD dopo al Senato, alla Camera, guarda quelli che sono stati eletti. Ragazzi, fuori, cazzo di muoversi un po', a me mi sembrano un po' troppo leggerini, Grazie, grazie caro, svegliamoci, vedete che le vacanze fanno bene a qualcuno, se si ritorna così pimpanti. A proposito di vacanze di Lega, per chi mi segue da casa, dalla Lombardia, non sentiatevi soli, perché le feste della Lega proseguono anche dopo Ferragosto. In questi giorni la festa della Lega più attiva è quella di Bolgare, in provincia di Bergamo, fino al 25 di agosto al Parco Nochetto, e chiaramente queste feste servono proprio per frequentare i politici e dirgliele in faccia queste cose ai politici. Festa della Lega anche dal 22 al 26 agosto, sempre in provincia di Bergamo a Verdello. Poi attenzione, tra 4 giorni, il 24 di agosto, la festa della Lega si sposta a Trento, esattamente a Pinzolo, in provincia di Trento, storica località perché di solito arriva sempre Matteo Salvini. 24 di agosto, ancora dal 29 agosto al 1 settembre a Brugherio, e sempre dal 29 agosto al 1 settembre festa della Lega anche ad
Albino in provincia di Bergamo. Non posso non ricordarvi lo Spiedo Padano, domenica 8 settembre, perché ci vado anche io, a mezzogiorno. Le sezioni di Coccaglio e Rovato in provincia di Brescia organizzano per domenica 8 settembre questo squisito Spiedo Padano con tantissimi politici della Lega territoriali e nazionali, con il Sammy Varin sul palco che presenterà gli ospiti e con anche i nostri gadget. E a proposito di gadget, e ve lo faccio vedere l'orologio che è già richiestissimo, l'orologio di Radio Libertà lo troverete proprio domenica 8 settembre alla festa della Lega di Rovato in provincia di Brescia a mezzogiorno. Chiaro che non ce ne sono 100.000, ne abbiamo costruiti proprio pochissimi, tipo una decina, non di più, per cui i primi che arrivano se lo portano a casa. L'orologio tutto nero con la scritta Radio Libertà, elegantissimo, e lo trovate soltanto in questa occasione, l'8 di settembre alla festa della Lega di Rovato in provincia di Brescia. Sì, poi anche a Pontida, va bene, la Pontida nazionale, quella di ottobre, ci sarà il gazebo di Radio Libertà, ci si vedrà sicuramente come non mai, faremo un casino della miseria e soprattutto conosceremo quelle che sono le direttive per il prossimo autunno. L'appuntamento è per domenica 6 ottobre nella Sacro Pratone di Pontida, da tutta Italia. Questa è la differenza tra la festa locale che c'è stata a Pontida fino all'altra settimana e questa Pontida nazionale nella quale accorrono da tutta Italia. Domenica 6 ottobre. Ci fermiamo per qualche istante, signori? Sì, lo facciamo, ma sta per tornare il Qui Parlamento, oltre al grandissimo Acerbis e poi a grande richiesta Aaron Paris con la sua bellissima versione di Dolce Vita. Restate lì. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Un saluto, un ben ritrovati cari amiche, cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, voglio ricordarvi che noi siamo chiusi nel mese di agosto dal 5 al 25, ma aperti i vostri ordini, quindi noi prepareremo tutto per la consegna di settembre. Ma a settembre avremo disponibilità, perché molti, ahimè, non ce l'hanno fatta, è un prodotto particolare del nostro collagene, l'ACUC2, il collagene non denaturato di tipo 2, un qualcosa di straordinario. Di cosa stiamo parlando? Non parliamo di un antidolorifico che tu prendi alle 5 e poi stai bene fino alle 8 e alle 8 è finita, la festa è finita, ma parliamo del collagene, ma un collagene standardizzato di tipo 2, con la presenza di boswellia titolata al 65% di frassino, di vitamina B1, B6, vitamina C, vitamina D3, insomma. Molti lo conoscono, la grande offerta di ricevere il nostro ACOC2, il nostro collagene, anziché 3 confezioni che è il trattamento consigliato dagli ortopedici a 120 euro, 79 euro. Trattamento di 3 mesi contro tutti i dolori articolari e artrosici. C'è poco da fare. Dopo i 40 anni noi produciamo sempre meno collagene, di collagene ce ne tantissimi tipi, questo è quello più importante, la CUC2, ed è quello veramente che ci sta dando e vi sta dando tante soddisfazioni. Una capsula al giorno. La costanza è importante, parliamo di prodotti naturali, di integrazione, il collagene quando è finito tu puoi essere il più bravo sportivo del mondo, il più ricco del mondo, ma quando è finito, basta. Dovete introdurlo con un'integrazione. Il collagene ACOC2, noi siamo disponibili siamo distributori per tutta l'Europa, chiamando questo numero 030 68 44 08 030 68 44 08. Prenotatelo adesso per fine settembre, poi ottobre, novembre, dicembre, i 3 mesi principali. Avere il collagene è importante perché arriva comunque alle basse temperature. 79 euro anziché 120, direttamente a casa vostra, consegna gratuita in tutta Italia. Buona estate, prenotate il collagene, usatelo tutti i giorni, una capsula e starete decisamente meglio. Buona estate a voi e alle vostre famiglie. Chiamate quando volete.
Qui Parlamento. Costruttive, come avviene per analoghe opere complesse, è indispensabile per rispettare i tempi, le modalità di realizzazione, anche considerando che il grande lavoro che si sta facendo per l'adeguamento del progetto ai nuovi standard. Vado a sottolineare però che c'è una data, il 31/12 del 2024, entro la quale il CIPES deve approvare e far proprie tutte le osservazioni e le prescrizioni e le richieste che sono pervenute sul progetto iniziale. Sempre sul ponte, un particolare emendamento è stato approvato in sede referente in commissione, che riguarda la somma di 40 milioni in più per gli espropri delle abitazioni ubicate nella zona di costruzione. Milioni che serviranno per i cosiddetti espropri bonari, in cui per legge si prevede una maggiorazione del 10% del valore dell'immobile. Se poi, come abbiamo sentito nei vari interventi del centro-sinistra, si vuol fare una battaglia ideologica, barattando qualsiasi problema del Paese, risolvibile coi fondi destinati al ponte, mi pare che siamo di fronte e possiamo definirla una pura demagogia. È stato più volte citata in quest'Aula, ma anche in Commissione, il discorso della siccità in Sicilia, ma non penso che la siccità potrebbe essere risolta solo dirottando i fondi dal ponte, perché esiste da moltissimi anni e da moltissimi anni non è stato fatto assolutamente niente. Però ricordo, prima a me stesso e poi a tutti, che è stato approvato un provvedimento, un decreto legge, appunto detto siccità, già dall'aprile del 2023, che riguardava tutto il territorio nazionale, individuando gli interventi prioritari ed urgenti da completare con a capo alla cabina di regia il commissario straordinario dall'acqua. E se andiamo ancora più in particolare, per la Sicilia, come spesso è stato chiesto, il ministro Salvini, dopo la ricognizione dei diversi progetti presentati, ha riferito lui stesso il 29 maggio durante un question time, un primo stralcio è stato fatto di programma finanziato con 950 milioni di euro in dotazione al MIT, di cui ben il 10% riguarda opere specificatamente per la Sicilia, di 7 interventi per circa 92 milioni. Le altre 75 opere idriche saranno finanziate su tutto il territorio nazionale. Qui Parlamento.
Ah, però, ragazzi miei, ve l'ho detto, è di moda tornare indietro nel tempo, ricantare vecchie canzoni, rimodernarle, renderle più appetibili anche a un pubblico più giovane. In questo caso questa è la storica Dolce Vita di Ryan Paris. Lui invece fa Paris, sempre di cognome, ma è Aaron Paris, con 2 A. Aaron Paris, un, scusate il termine, figaccione della miseria, che se ti canta pure queste canzoni, oltre al pubblico di ventenni, ti tira dentro anche i settantenni. E porco cane! E infatti è perennemente in giro a cantare. Aaron Paris con Sweet Life, Dolce Vita, sarà questo giovedì in Austria, venerdì a Lignano Sabbiadoro, mercoledì prossimo il 28 suonerà ad Imola. Fate un giro sui suoi social, non vi dico niente di più. Se io fossi bello come lui, ragazzi miei, altro che segretario federale, divento siderale, segretario siderale divento, si scherza of course. 14:41, ci fermiamo di nuovo perché arriva Davide Gerbino, il blogger delle eccellenze dei territori, che oggi ci porta a Ceresole d'Alba in provincia di Cuneo, il paese della battaglia ma anche di tante cose buone da mangiare. Io ritorno domani come al solito dopo le